Davvero no, non ce la faccio perché è ancora tutto fermo e quindi no, Mm. non sono neanche riuscito a vederlo. Più avanti sì, adesso non ce la faccio. Preferite non parlare oggi? Sì, sì, preferisco non parlare. È il fratello Andrea a raccontare in poche parole il dolore che sta attanagliando un'intera famiglia qui in via Campania a Tempio di Ormelle. Dietro queste persiane papà Stefano e mamma Egle non si danno pace per la fine del loro Alessandro, 17 anni appena, studente all'Istituto Scarpa di Motta di Livenza. Soltanto sabato sera tutti insieme erano alla notte di vino organizzata dalla Proloco nel piazzale della chiesa parrocchiale, una festa di paese che aveva visto Alessandro spendersi in prima persona, come raccontano anche la catechista che lo aveva preparato alla cresima e un amico di famiglia, l'agronomo Vannino Negro. Era un ragazzo tranquillo, un bravo ragazzo, era tra i ragazzi che collaboravano, tra gli amatori della parrocchia, e sabato sera eravamo qui con la sua famiglia a fare festa e purtroppo poi è successo quello che è successo, insomma. Ragazzo solare, abbiamo cenato assieme domenica e dopodiché non dico di più. 24 ore dopo l'impatto a terra tra via Roma e via Campagnola, poco fuori dal centro di Ormelle, restano dei fiori chiari, diversi segni sull'asfalto e qualche piccolo frammento. La dinamica sembra cristallizzata. Alessandro era in sella al suo scooter quando, immettendosi a sinistra sulla strada provinciale, si è scontrato con il Ducato condotto da una giovane 29enne, un colpo violentissimo con il ragazzo sbalzato per circa 30 metri. I rilievi dei carabinieri escluderebbero responsabilità specifiche della conducente. Anche gli esami disposti, tra i quali l'alcol test, avrebbero dato esito negativo. Ora la salma di Alessandro è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lo stesso Don Massimo, parroco del paese, è in contatto con i familiari, in particolare con il padre Stefano. Sicuramente è una notizia che ha riempito tutti noi di un grande dolore. Ci sentiamo adesso particolarmente vicini alla famiglia e ci stringiamo. Io in modo tutto particolare lo faccio con la preghiera. Un ragazzo che sapeva coltivare relazioni autentiche, dice sempre il parroco. Anche per questo è profondo il cordoglio in tutta la comunità. La Proloco ha voluto ricordare Alessandro con un post su Facebook. Qui ognuno sta lasciando un proprio ricordo e un abbraccio virtuale alla famiglia. Mi dispiace tanto, tanto per la famiglia. Queste cose no, capitano e ci lasciano senza parole. Speriamo solo che la famiglia, preghiamo per la famiglia perché trovi la forza di guardare avanti, insomma. Sono cose imponderabili, sono cose che purtroppo succedono, che segnano la vita di una famiglia, di tutti noi.